A Palazzo dei Giganti le istituzioni possono marciare a pieno regime. Il Consiglio Comunale è tornato a ranghi completi e la Giunta è stata integrata a seguito delle dimissioni di Franco Miccichè. Coincidenza o meno, i due vuoti sono stati colmati quasi in contemporanea. Ma non è finita qui, perché alle porte bussa un altro scomodo nodo da sciogliere, destinato ad assumere una connotazione politica di rilievo, considerato il peso che viene dato alla commissione. Parliamo di quella all'urbanistica, guidata da Gabriella Battaglia, costretta a dimettersi dopo essere stata nominata ieri assessore, che andrà a presiedere l'organismo consiliare se la new entry Calogero Alonge, subentrato al dimissionario Raffaele Sanzo, si fosse accomodato tra i banchi della maggioranza. Il problema sarebbe stato risolto sul nascere. Invece il giovane avvocato ha aderito subito a Forza Italia, gruppo di opposizione dentro Aula Sollano, ed ecco che si apre allora il fronte per l'elezione del presidente, che la maggioranza comunque rivendica, perché già 3 delle 6 commissioni consiliari sono per il momento, tenuto conto di alcuni trasferimenti avvenuti in corso d'opera, guidati dai rappresentanti della minoranza. Nella prossima conferenza dei capigruppo, già convocata dalla Presidente Daniela Catalano, si dovrebbe stabilire la linea d'azione. E intanto non si placano le polemiche attorno alla scelta del secondo vicepresidente di Aula Sollano, poltrona andata al forzista Salvatore Falzone, ma con i voti della maggioranza. E dagli azzurri arrivano nuove reazioni. Il coordinatore provinciale del club Forza Italia di Agrigento e coordinatore di Siciliani nel Mondo, Giuseppe Arnone, afferma: ritengo che avere impedito con alchimie politiche tanto care al sindaco Firetto a Forza Italia di scegliere all'interno del proprio gruppo colui al quale doveva essere assegnato il compito di rivestire la carica di vicepresidente del Consiglio sia stato un atto gravissimo. Questo episodio sarà un tema d'incontro con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, a cui mi sono già rivolto anche per capire le dinamiche che hanno indotto Falzone ad accettare la candidatura in mancanza di un assenso da parte di tutto il gruppo consiliare a cui appartiene, osserva ancora Giuseppe Arnone. E si complimenta invece con il neoeletto vicepresidente Falzone il presidente dell'Associazione Culturale Giovane Europa, Franco Bruccoleri, il quale afferma: ci sorprende che il commissario di Forza Italia, dopo aver chiesto a viva voce nei giorni scorsi la vicepresidenza, pretende ora di negare lo straordinario risultato conseguito dai giovani consiglieri Falzone e Iacolino. Se fosse stato eletto un altro fra i consiglieri di Forza Italia, probabilmente avrebbe avuto reazione di gaudio, condividendo il successo con i suoi amici consiglieri. Chiedo al commissario Giambrone di trarre beneficio da questa vittoria di Forza Italia, che l'ho visto fin qui estraneo ad un percorso che ha premiato giovani e volitivi consiglieri comunali eletti e militanti in Forza Italia, conclude Franco Bruccoleri.